Domani martedì 25 aprile alle ore 10 presso la Villa Bonfiglio di Agrigento verrà celebrata la cerimonia del 70° anniversario della liberazione d'Italia. Per l'evento, signor Prefetto, la dottoressa Cocciufa, unitamente al comandante provinciale dei Carabinieri Stingo, al comandante del presidio militare, alla presenza dei rappresentanti dell'ANPI, autorità civili, religiose e dei vertici delle forze dell'ordine, deporranno una corona di alloro al monumento ai caduti, osservando anche un minuto di silenzio per celebrarne la memoria. Alla manifestazione inoltre parteciperanno le rappresentanze di studenti dell'Istituto Comprensivo e Seneto di Agrigento. Intanto, a livello nazionale, il fondatore di Alleanza Nazionale, Gianfranco Fini, invita la destra a superare le ambiguità e a fare uno scatto di reni sul fascismo, chiamando in causa proprio la premier Giorgia Meloni durante la trasmissione di Annunziata Rai 3. Dica perché che la libertà e uguaglianza sono valori democratici della Costituzione, sono valori antifascisti e non capisco, afferma Fini, la ritrosia a pronunciare questo aggettivo. Intanto, sul significato della festa abbiamo ascoltato il presidente dell'ANPI, senatore Angelo Lauricella. Ma intanto l'ANPI sta organizzando quest'anno un 25 aprile allargato, nel senso, noi faremo la manifestazione istituzionale alla quale parteciperemo convintamente. Io prenderò la parola assieme al sindaco di Agrigento, almeno questo si è deciso nella prefettura, però si svolgono manifestazioni in questo momento in tutti i comuni della provincia, come quello che si è svolto a Favara, come altri che si stanno svolgendo e altri che si svolgeranno. Manifestazioni a Raffadali si stanno tenendo, a San Biagio Platani, a Sciacca si svolgerà una manifestazione il 29 e così via nell'insieme dei comuni della provincia di Agrigento. Perché quest'anno questa mobilitazione particolare? Perché assistiamo a un momento in cui qualcuno pensa di poter negare la storia. Qualcuno dice che la Repubblica non è antifascista e se questa è la seconda carica dello Stato comincia a preoccupare, perché da una parte gli vorremmo consigliare di leggere, dall'altro di leggere la Costituzione, che nelle norme transitorie dichiara un reato la ricostituzione del partito fascista in Italia e punisce tutte le forme di manifestazioni che ci sono. Dovrebbe il Presidente del Senato conoscere anche la legge che punisce coloro che pensano, la legge Scelba e la legge Mancino sono queste leggi che puniscono, che sono applicative delle norme transitorie della Costituzione. Ora, quello che vorremmo dire ai cittadini è questo. Non si tratta qui di due fazioni che si sono presentate. Noi abbiamo avuto in una fase della nostra storia la sconfitta del nostro Paese, un Consiglio nazionale del fascismo che boccia la gestione di Mussolini, l'arresto di Mussolini per i reati che aveva commesso e anche per avere portato l'Italia allo sfracello, e poi abbiamo il tradimento da parte dei fascisti che si alleano con l'occupante nazista e cominciano a massacrare la popolazione. I partigiani, l'esercito italiano, quello che è riuscito a combattere, combattono e sconfiggono il fascismo assieme agli alleati.